Con Massimiliano Ugè, subito la prima domanda, il gol è tuo o un autogol? No, la palla stava andando in porta, poi me l'ha spinta per andare più veloce, quindi vediamo cosa sarà. Però Però dai, me lo prendo. direi di sì, perché è tutto meritato, è determinante, poi visto poi il gol, no, di Panati, però oggi una lotta, una battaglia l'hanno decisa due difensori centrali. Sì, no, siamo contenti, molto contenti per il risultato, ci tenevamo tanto a vincere. Comunque siamo in un buon momento e naturalmente vogliamo continuare così e adesso godiamo questa vittoria, ma adesso poi ci mettiamo già con la testa per mercoledì che c'è già una bella partita. Non è una vittoria a caso, perché la quinta consecutiva, l'ottava consecutiva in casa, e questo vuol dire che comunque il Chievo, soprattutto adesso nel ritorno, è un altro rispetto a quello dell'andata. No, sicuramente, poi comunque oggi abbiamo incontrato, credo, una squadra molto forte, competitiva, che è sempre stata lì tutto, anche il giro d'andata è sempre stata in alto, quindi stiamo viaggiando bene e quindi dobbiamo continuare così, siamo contenti, stiamo bene assieme, che è la cosa più importante, quindi infatti i frutti sul campo si vedono ed è tutto merito di un grande gruppo e di un grande lavoro che sta facendo il mister. Un grande lavoro della squadra e soprattutto della difesa, perché sì, oggi tu e Dall'Ara l'avete risolta nell'area avversaria, però anche dietro fino al 95esimo lì a battagliare, e davanti a Tosi comunque avete trovato la diga perfetta quasi. Sì, abbiamo trovato un equilibrio che era forse quello che ci è sempre mancato magari all'inizio della stagione. Per fortuna l'abbiamo trovato, stanno andando bene le cose, però questo non vuol dire che dobbiamo mollare, anzi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo bene in settimana, perché poi il campo poi fa vedere i risultati e quindi siamo contenti anche di aver trovato un equilibrio generale. Poi per ultimo il bel gesto che hai fatto, prima di prenderti gli applausi meritati dei tuoi attuali tifosi del Chievo, anche il saluto invece ai tuoi ex tifosi del Sant'Angelo. Certo, perché l'anno scorso è stato un anno importante per me, è una bella piazza Sant'Angelo e rimarrà sempre nel mio cuore, perché mi hanno dato tanto e quindi erano dovute, no? Poi ho chiesto anche scusa per il gol, perché non se lo meritano, però è una legge non scritta, diciamo. Però mi dispiace per loro, però adesso devo pensare a far bene col Chievo, perché sono un giocatore del Chievo e quindi continuare così. Grazie Max. Grazie a voi.